edizione del galà dedicato allo sport. Questa sera qui a Via Grande avremo modo di vedere effettivamente i più grandi nomi del ciclismo, del nuoto, dell'atletica leggera. 18ª edizione della Castagna d'Argento, un appuntamento ormai diventato fondamentale per quanto riguarda il movimento turistico e non solo della nostra bella Sicilia. Anche quest'anno siamo riusciti a fare una grande serata, un grande lavoro, una grande edizione. È un piacere, un onore avere qui Libenzio Conti, un personaggio importantissimo del volley italiano, un volley che a questo punto credo che debba completare il suo grande percorso di vittorie con questa Olimpiade prossima. Guardi, io me l'auguro di cuore, anche perché mi è rimasti 2 anni e poi vado in pensione, ne ho fatti 40 e di più dentro la federazione, non ho avuto la gioia e la soddisfazione di vincere mai una medaglia d'oro olimpica, abbiamo vinto un paio di medaglie d'argento, speriamo con la femminile per la prima volta di poter raggiungere il podio perché sarebbe un traguardo storico. E questo è un augurio e una speranza soprattutto mia che possa andare poi in pensione con un titolo così importante, perché veramente è qualcosa che manca e che l'abbiamo avuto a portata di mano un paio di volte e non siamo riusciti a raggiungerlo. La disciplina del volley è una disciplina molto amata dai giovani, dalle ragazze in modo particolare, è un movimento sempre in continua crescita. Catania sappiamo benissimo la sua storia nella pallavolo nazionale. Ecco, qual è per lei il più grande ricordo che porterà comunque sempre nella sua scatola dei ricordi? Sicuramente l'avvento di Velasco, ricordo ancora la qualificazione al campionato europeo nel 1989 a Oslo, per cui è stato un sogno, lì siamo partiti, sembrava irraggiungibile, invece ci siamo qualificati all'europeo e l'abbiamo vinta addirittura, per cui quello è uno dei ricordi più importanti che ho dentro di me. Noi invece come catanesi ricordiamo bene il Gabbiano che volò nella mitica Roma in un argento inaspettato. Certo, anche quella è stata una storia importante nel 78 quando Carmelo Pittera prese la squadra in mano, fu un risultato storico la vittoria contro Cuba, per cui la squadra che va in finale a Roma in un palazzo pieno dove non era mai successo. E lì si è creata la storia del Gabbiano d'Argento. Io ricordo quegli anni perché ho avuto la fortuna anche lì di lavorare con quella nazionale, ero giovanissimo, avevo appena finito la scuola, purtroppo per un infortunio al ginocchio non ho potuto più giocare, all'epoca non si giocava più nel 77, e entrai ad aiutare a far parte della nazionale. E quella era una nazionale importante anche lì dove ha lasciato grandi ricordi, purtroppo non è stato possibile poi proseguire nei successi, ma all'epoca non dimentichiamo che c'era ancora il blocco dell'Unione Sovietica e dei paesi dell'est che era ancora molto forte, quindi già essere arrivati secondo al mondiale era stato un risultato storico. Avete trovato difficoltà a trovare dei nomi così importanti? Perché veramente il parterre quest'anno è straordinario. No, non ci sono più grandi difficoltà perché se Dio vuole il premio è un premio che funziona, nel senso che ha un palmarès di primissimo livello, i premiati negli anni sono stati sempre dei grandissimi personaggi del mondo dello sport, quindi è un prestigio anche per chi lo riceve, quindi quando noi lo proponiamo devo dire che i premiati sono ben contenti da un lato di ricevere il premio, dall'altro perché no, di venire alla nostra terra che è meravigliosa e quindi stare ovviamente un giorno in Sicilia, a Via Grande, a Trecastagni, a Catania, insomma è un piacere, quindi da un nostro punto di vista pensiamo di dare una mano a un evento che oramai è prestigioso, sta avendo sempre più riconoscimenti e credo che sia una delle eccellenze che va esportata.
Da Caligaris a Moser, due leggende che veramente già solo con il nome riusciranno sicuramente ad accalappiare curiosità e farvi venire in mente tanti bellissimi momenti. Guarda, sono d'accordissimo con te, non perché ovviamente stiamo a fare i promotori, ma perché credo che sia anche un meccanismo. In questo momento lo sport italiano, secondo me, ha un grande bisogno di romanticismo, passami il termine, e un grande bisogno anche di recupero della memoria. E sotto questo aspetto premiare due grandissimi miti, perché di questo parlo, leggende dello sport italiano come Francesco Moser e Novella Caligaris, era estremamente bello, estremamente importante. Quindi questo connubio fra la storia, la leggenda e anche un aspetto romantico dello sport. Oggi, quando ci raccontavano alcune del loro vissuto, insomma, Vi siete emozionati pure voi? ci si commuove, ci si emoziona, perché è proprio quel mondo che dobbiamo in tutti i modi salvaguardare. Il tuo mondo è sempre quello dell'atletica, il tuo grande amore, un'atletica che adesso in vista delle prossime Olimpiadi secondo me potrà dire ancora una volta la sua. Ma speriamo proprio di sì, ovviamente insomma, amo tutto lo sport, la pallavolo è il mio primo amore, ma chiaramente l'atletica, con alcuni degli atleti sono miei carissimi amici, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, ragazzi con cui mi sento normalmente, è una grande responsabilità, perché non è facile bissare i trionfi di Tokyo. Ovviamente l'aspettativa è alta e il tifo è totale, quindi Incrociamo le dita. incrociamo le dita e ovviamente Forza Italia in questo caso e Forza Azzurri sempre. Oggi lo sport rappresenta un motivo, lo dicevano poco fa in sala, un motivo di inclusione per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, per i nostri figli, che permette di confrontarsi innanzitutto con diverse realtà interne ed esterne, ma soprattutto di conoscere la vita attraverso lo sport, di conoscere gli insegnamenti morali che ci dà lo sport, le regole che ci dà lo sport. Quindi ben venga questo evento meraviglioso, questo evento strepitoso che il professor Leone ormai da 18 anni, come dicevo, organizza, mettendoci tutto il suo cuore, mettendoci tutta la sua passione, mettendoci l'anima. Quindi grazie veramente per questo riconoscimento, che per me è un motivo di orgoglio, sicuramente un onore e un privilegio. Francesco Moser, leggenda assoluta del ciclismo mondiale, presente questa sera qui ad un galà dello sport. La prima domanda che mi sorge spontanea: un ciclismo totalmente diverso, quello moderno. Beh, certamente il ciclismo nostro era basato sui capitani delle squadre. Oggi sono più le squadre che comandano. È chiaro che hanno gli uomini di punta, come si vede nelle corse, insomma, però noi decidevamo le corse. Oggi è tutta una strategia che va avanti, poi queste squadre moderne che sono fatte di 25-30 corridori che dominano la scena. Al nostro tempo non esistevano, perché le squadre avevano dai 12 ai 15-16 corridori massimo e dovevamo fare tutta la stagione, perché il calendario era lungo anche allora. Adesso abbiamo perso tante corse in Italia, però se ne sono aggiunte molte all'estero. Diciamolo pure che era un ciclismo anche fatto di passione, di emozioni, di sacrifici, non che adesso non ce ne siano, però era un sacrificio totalmente diverso rispetto a quello moderno. Il ciclismo è uno sport duro, forse il più duro, anche perché una gara può durare anche 7 ore, non esiste altri sport dove si fa tanto tempo in bicicletta, insomma, o nell'attività sportiva, e di conseguenza se non fai sacrifici non arrivi in fondo. Insomma, uno che decide di fare il ciclismo deve dedicare quei 7, 8, 10, 15 anni, dipende da quanto dura, a questa attività che è massacrante, perché solo pensare ai viaggi che si fanno. Io ho fatto delle annate facendo più di 100 giorni di gara, in pista, in strada. Impensabile adesso. E andavamo in giro, già c'erano gli aerei per quello, perché abbiamo corso anche al di fuori dell'Europa, ma prima era molto più concentrato sull'Europa lo sport del ciclismo. Da attento osservatore comunque del ciclismo moderno, qual è
in questo momento il ciclista di punta? In questo momento abbiamo Ganna che vince in pista, è stato campione del mondo, campione olimpico, campione d'Italia. Ha i numeri dalla sua. Il cronometro, però non vanta, diciamo, le gare su strada, le classiche, perché forse è troppo pesante. L'anno scorso è andato vicino al successo alla Milano-Sanremo, potrebbe essere un corridore anche della Parigi-Roubaix. È che però bisognerebbe che si dedicasse per qualche anno solo a quello e fare anche esperienza. E poi ci sono dei giovani che si stanno affacciando, speriamo che ne venga fuori qualcuno, però è difficile fare un nome in questo momento, perché da quando se n'è andato Nibali siamo un po' Spiazzati anche. Cone, che ha vinto la maglia della APUA, il Tour l'anno scorso, da quest'anno, perché siamo ancora nell'anno vecchio, e vedremo se magari aumenterà la sua capacità. E dopo ci sono dei giovani fra i dilettanti che stanno arrivando, perché veramente stiamo attraversando un momento difficile, non abbiamo vinto né classiche né corse a tappe né niente. Oggi tocca a noi, un'altra volta toccherà a qualcun altro. Noi abbiamo una grande tradizione, va tenuta in piedi. È vero che il ciclismo è uno sport che è difficile praticarlo, soprattutto per i giovani, perché si fa nelle strade, col traffico. L'emozione più bella che lei porta nella sua scatola dei ricordi? Ma ce ne sono tante, per dire, ricordo benissimo la prima vittoria che ho fatto nel 69, che non contava niente, però Era la prima. La prima corsa. Poi dopo, se vogliamo parlare del mondiale o del record dell'oro, del Giro d'Italia, queste sono le riferimenti. La Parigi-Roubaix, che ho vinta 3 volte, questi sono i momenti salienti, diciamo, però tante volte in una carriera lunga come ho fatto io ci sono dei momenti che magari stenti a vincere, vinci una corsa e ti ridà. Mi ricordo, non so se era il 75, che in primavera non riuscivo a vincere e ho vinto il Giro di Toscana e poi da lì ho continuato a vincere. Ringrazio Pippo Leone per avermi dato questo premio così ambizioso, che io ovviamente condivido con tutti i volontari Telethon, che oggi nel coordinamento di Catania sono oltre 180. Li ringrazio per quello che hanno fatto e soprattutto ringrazio la Fondazione Telethon, che lavora da oltre 30 anni nel nostro territorio in Italia, ma anche nella nostra Sicilia, per sconfiggere le malattie genetiche rare. Lo dico da medico e certamente è un binomio importantissimo, sport e salute. Per noi ovviamente è sempre fonte di ricchezza, non solo perché gli sportivi molto spesso amplificano la nostra richiesta di solidarietà verso i ricercatori della Fondazione Telethon, e quindi è importante sicuramente, e li ringrazio tutti. Vogliamo parlare dei Giochi del Mediterraneo, uno degli obiettivi più importanti dello sport europeo. Sì, è al di là di una bellissima manifestazione sportiva per i ragazzi e le ragazze, diciamo, emergenti, ha un taglio nettamente trasversalità politica, perché racchiude 26 nazioni del bacino del Mediterraneo, molto diverse fra loro. Parlo del Nord Africa, parlo del bacino dei Balcani, quindi ha un risvolto decisamente sociale, anche perché mette insieme delle nazioni, delle religioni e delle culture completamente diverse, ma lo sport ha una grande leva, quella dell'unità, quella della solidarietà e anche quella della pace, direi, perché in questo momento ce n'è bisogno. Parliamo di canottaggio, perché credo che parlare dello sport che hai vissuto a 360 gradi è la cosa più bella. Il canottaggio è uno sport di mare, uno sport che si fa all'aria aperta, sicuramente sostenibile per l'ambiente, ma che fa crescere sani le ragazze e i ragazzi che lo praticano, al di là dell'impegno agonistico o meno. Quindi è uno sport che sicuramente è indicato per far crescere bene i giovani,
per farli stare insieme, per farli vivere anche la natura. Questo è importante. Oggi viviamo una digitalizzazione della società pericolosa, con una deriva di isolamento sociale, e mentre il nostro sport, così come tutti gli sport, in particolare quelli svolti all'aria aperta, danno quella possibilità di vivere la vita vera e non vederla da un telefonino. La presenza questa sera al Galà dello Sport aiuta ancora di più a promozionare la cultura dello sport tra i giovani? Ma sicuramente tutti gli eventi, questo ha dato merito a Pippo Leone, coadiuvato dal generale Parrinello, da Fabio Pagliara, a tutti dello staff. E parlare di sport sani, di valori veri, è fondamentale anche per dare un po' di fiducia a chi vuole incominciare un percorso. Lo sport dimostra sempre, ogni momento, che chiunque vuole arrivare a qualche risultato impegnandosi ce la può fare. Questo è un assioma che va ribadito, perché spesso c'è un po' di pessimismo, invece abbiamo un meraviglioso testimone di questo, che è Sinner, ragazzo che ha iniziato con lo sci, tranquillo, molto per bene, e però pian piano attraverso lo sport, l'impegno, è riuscito a trovare mettere a fuoco il suo talento, mettere a frutto tutta la sua determinazione, e quindi è avanti agli occhi di tutti, è diventato uno dei più rinomati e famosi sportivi al mondo, credo in 3 anni. Nel 1972 l'emozione ancora percorre il mio cuore, e credo che tutti gli sportivi italiani sanno benissimo che nel 72 la qui presente Novella Caligaris ci ha regalato un sogno. Non ha vinto, ma ha regalato lo stesso l'emozione di uno sport bellissimo qual è il nuoto. Averla questa sera qui al Galà dello Sport è la dimostrazione che comunque anche i giovani devono veramente seguire l'emozione che lei ci regalò nel 72. Ma i giovani ci regalano tantissime emozioni, adesso sono appena finiti i campionati europei di nuoto e ci hanno regalato tantissime emozioni e sono straordinarie. Ma io andai ai Giochi Olimpici nel 72 come massimo obiettivo di entrare in finale, tornai a casa con 3 medaglie, una d'argento e 2 di bronzo, quindi devo dire non mi resi subito conto di quello che avevo fatto, anzi guardavo il tabellone in continuazione per dire ma è la corsia oppure è il piazzamento, per quanto non riuscivo a capire quello che avevo portato avanti. Però io credo che i giovani devono avere i loro obiettivi e ciascuno deve avere il suo, perché non è importante arrivare alle Olimpiadi o al campionato del mondo, se ci arrivi meglio, però è raggiungere gli obiettivi che poi ti segnano una strada nella vita, questa è la cosa più importante. Abbiamo sottolineato che gli ultimi campionati europei hanno dato ancora forza a questo nuoto italiano, adesso bisogna continuare su questa striscia, tutto questo grazie a tanti sacrifici e tanti allenamenti, e lei sicuramente lo potrà affermare ad alta voce. Allora, non sono sacrifici, perché quando fai una cosa che ti piace non è un sacrificio, certo. E credo che tutti i ragazzi oggi li vedete sorridenti, li vedete sempre molto disponibili, non lo vivano come un sacrificio ma come un'emozione, come hai detto tu prima, e quindi lo sport ti regala questo, ti regala emozione, ti regala anche il capire che la sconfitta fa parte della vittoria, della strada verso la vittoria, ma soprattutto io credo che in questa terra meravigliosa, visto che abbiamo raggiunto, ma non solo in questa terra, il diritto allo sport che nell'articolo 33, adesso dobbiamo dargli la possibilità di esercitare questo diritto, perché i ragazzi hanno fame di sport, hanno bisogno di sport, e questo li aiuterà sicuramente, li aiuterà a toglierli dai social, perché la socialità che dà lo sport non è paragonabile, la rete che dà lo sport ti rimane nella vita, e questa ne è una dimostrazione. Per chiudere, adesso ci saranno le Olimpiadi 2024 a Parigi. Guarda caso ci ritroviamo in un contesto politico, sociale con grandi difficoltà. Lei tra l'altro ha vissuto il 72 e sappiamo benissimo cosa successe con la causa palestinese. Un po' di timore c'è, oppure ottimismo e convinti che poi alla fine lo sport trionferà?
Ma io separerei gli aspetti politici dagli aspetti sportivi. Ci sono troppe guerre, perché non c'è solo Israele-Palestina, c'è l'Ucraina che sta vivendo da 2 anni una situazione davvero drammatica. Ci sono tanti paesi in guerra in questo momento, c'è una polveriera nei Balcani, c'è il Ruanda, ci sono tante situazioni. Io credo che lo sport possa dare un messaggio di pace, possa dare un messaggio di fratellanza. Ovvio che oggi più che mai la politica sta entrando nello sport perché è la più grande vetrina che esista al mondo, però i ragazzi sapranno trovare la loro strada, la loro Emozione. sì, anche il loro emozione ma anche il loro equilibrio, quindi dobbiamo proteggerli moltissimo e dobbiamo cercare di capire che cosa vogliono e capire e parlare il loro linguaggio, non pensare che noi abbiamo la scienza infusa e che noi siamo la scienza. Loro hanno un mondo in cui noi dobbiamo aiutarli a rientrare in quello che è il mondo e loro ci aiutano anche perché ci hanno aiutato in tanto. Io lavoro molto con i giovani e deve esserci proprio questa osmosi e nella nostra associazione Olimpici Azzurri proprio c'è questo, ci sono i giovanissimi, ci sono gli anziani e noi cerchiamo di dare loro un rapporto sinergico perché la storia di chi ha fatto lo sport va trasmessa ai giovani, ma i giovani ci danno quell'energia che ci permette di continuare a sorridere e a vivere lo sport. Il giorno perfetto, la gara perfetta, Lorenzo Patta, oro a Tokyo. Questa sera qui in un contesto meraviglioso di una cerimonia che premia i migliori, una manifestazione che serve anche per valorizzare ancora di più la vostra impresa straordinaria, fatta insieme anche ai tuoi compagni di squadra, la ciliegina forse di una parte di carriera che è soltanto ancora all'inizio. Beh sì, diciamo che spero agli albori, no? Quindi sono abbastanza giovane, ho 23 anni, quindi ho ancora un bel po' di carriera davanti, però iniziare con un oro olimpico diciamo che è tosta anche da tenere, però sono chiaramente molto felice del risultato che abbiamo ottenuto, è appunto un risultato straordinario che non capita tutti i giorni e quindi speriamo di poter fare il bis. Tra l'altro questa sera è una serata dove viene premiata anche giustamente la forza e la determinazione dello sport. In questo caso la vostra preparazione verso questa bella vittoria che avete ottenuto è frutto anche di tantissimi sacrifici che state probabilmente continuando a svolgere proprio in prospettiva di una rivalsa e perché no anche di una riconferma a Parigi. Beh sì, diciamo che bisogna lavorare sodo, lavorare tanto perché certi risultati non arrivano per caso. Quindi noi con la staffetta lavoriamo molto, proviamo i cambi parecchio e probabilmente è quello il segreto, perché comunque noi guadagniamo molto sui cambi e poi i risultati arrivano. Quindi sì, diciamo che ci sono dei sacrifici, però comunque se arrivano risultati sono benvenuti. Per chiudere, il ricordo più bello probabilmente è quella giornata di Tokyo. Vorrei che tu ci raccontassi invece il giorno dopo, cioè come vi siete risvegliati? Vi siete resi conto subito quello che avevate combinato oppure ancora non riuscivate proprio a tenere ferma nella vostra mente quella situazione, quel momento? Beh no, non ci siamo svegliati perché comunque non siamo andati a dormire. quindi sì, no, scherzi a parte, probabilmente tutt'oggi non riusciamo a renderci conto, perché comunque un oro olimpico è veramente una cosa assurda, cioè è il massimo risultato che un atleta può ottenere. Quindi è tosta da assorbire, però come ho detto prima bisogna andare avanti, non pensarci perché sennò poi i risultati non arrivano.